Buonasera, benvenuti. La Presidente Magaraggia si scusa perché altro impegno l'ha portata altrove, da qui, e quindi il saluto iniziale istituzionale lo comincia la Presidente del Club per l'UNESCO, Paola Monello. Grazie. Passa pure qui sopra se vuoi la luce. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di cedere la parola ai nostri bravi relatori, lettori e musicisti, ritengo doveroso ringraziare la Presidente Antonella Magaraggia per la generosa disponibilità nel permetterci di fruire di questa prestigiosa istituzione qual è l'Ateneo Veneto, ed in particolare di questa superba aula. Ringrazio il regista Gianni De Luigi, nostro caro collaboratore, per la genialità nella scelta del soggetto che verrà brillantemente trattato sia dallo stesso De Luigi, sia dal nostro presidente Daniele Spero, dai lettori Emanuele Piovene, collaboratore della Commedia dell'Arte Internazionale, e Chiarastella Serravalle, attrice di arte media, ed arricchite dagli intermezzi musicali di Cecilia Vendrasco. Giorno della memoria. Memoria per cosa? Per tutte le guerre, per gli eccidi, i genocidi, i soprusi dell'uomo sull'uomo. Se l'uomo fosse educato al rispetto dei suoi simili, della natura e degli stati, le guerre non avrebbero motivo di esistere. Il primo ed il terzo punto della Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura, cioè l'UNESCO, firmata a Londra il 16 novembre del 1945, quindi appena la seconda guerra finita, così recitano: poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, e nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace. E prosegue il secondo articolo, che il grande e terribile conflitto testé terminato è stato generato dalla negazione dell'ideale democratico di dignità, di eguaglianza e di rispetto della personalità umana, e dalla volontà di sostituirgli, sfruttando l'ignoranza e i pregiudizi, il dogma delle diversità razziali ed umane. Questi sono i principi principali, oltre all'educazione che forma l'acronimo UNESCO, all'educazione, alle scienze, alla conoscenza delle scienze e alla cultura, a cui noi dei club per l'UNESCO dobbiamo attenerci. Per cui per qualsiasi motivo aborriamo tutte le guerre che vengono fatte e da qualsiasi stato e da qualsiasi colore vengano dichiarate. Io ho finito, non rubo ancora tanto spazio ai nostri relatori, se no mi uccidono, e saluto tutti voi. Grazie per l'attenzione. Ancora buonasera, ringrazio la Presidente Paola Monello. Questo invito è frutto di una collaborazione, per cui ringraziamo la Presidente Magaraggia per l'Ateneo Veneto, il Club per l'UNESCO e l'Associazione Arte Mide, di cui è Presidente una delle nostre attori, cioè la Chiarastella Serravalle. Ecco, vorrei specificare, in nota a quanto ha detto la Presidente, che il Club per l'UNESCO
da anni cerca di seguire le giornate della memoria, per cui non esiste una giornata che possa ricordare tutte le memorie, forse quelle che non vengono ancora ricordate, perché noi da anni abbiamo lavorato affinché ci fosse, e sono già 2 le edizioni, la giornata per la memoria armena. Siamo presenti per la giornata del ricordo e oggi bisogna ricordare tutto ciò, e avremo anche un secondo appuntamento quest'anno, tutto ciò che riguarda appunto i fatti attorno al 43-45, quindi alla Shoah certamente, ma anche a tutta la questione politica, razziale e di varie deportazioni e discriminazioni. Ecco, detto questo, una seconda nota è che sì, noi siamo qui perché Gianni De Luigi ha pensato questo spettacolo, ma dobbiamo un debito di riconoscenza a cui dedichiamo questa giornata a Giuseppe Goisis, perché non saremmo qui se Giuseppe Goisis un giorno di 2 giorni della memoria fa non avesse regalato questo piccolo geniale libretto, Un po' di compassione, di Rosa Luxemburg, a Gianni De Luigi. E inizialmente poteva sembrare un dono come tanti doni che con la sua grande generosità Giuseppe Goisis faceva di continuo, soprattutto libri, ma poi è apparso molto più simbolico, è apparso qualcosa che purtroppo il professore è scomparso, sapete, l'aprile di un anno fa, è qualcosa che ha lasciato, come dire, rivelare il suo significato nel tempo, come molte altre cose. È molto bello, noi lo ricordiamo come il maestro della filosofia della speranza, ma un altro dono è stato la possibilità già di avere un suo inedito, come il libro appena pubblicato con Soavi Cure. Quindi altre cose senz'altro ci riserveranno sorprese. Però questo libretto è stato veramente un dono, in quanto inizialmente, devo ammettere, io stesso mi è sembrato appunto troppo ricco di riferimenti anche alla sensibilità animale, ma ragionando meglio ne ho capito, questo merito Gianni De Luigi, il profondo significato. Siamo noi forse migliori degli animali? Non abbiamo noi forse creato delle condizioni molto più bestiali di quelle che l'istinto animale può contenere nei limiti della natura? Non è chiamato mattatoio uno dei lager di sterminio che abbiamo in Italia? È stato proprio quello per il quale abbiamo parlato 2 anni fa, nell'occasione in cui abbiamo ricevuto questo dono? E non era proprio questa l'espressione di Hitler quando disse: per me la questione ebraica è presto detta, gli ebrei sono meno degli animali. Quindi capite che questo riferimento, che oggi sarà fatto più volte, è qualche cosa che vuole andare più profondamente alla questione etica, che ha mosso principalmente quella sensibilità deforme che ha portato alla stessa Shoah. Quindi col Club per l'UNESCO abbiamo cercato più volte di ripercorrere certe analisi sulla industria della morte, sulla logica dei campi di sterminio, sulla genesi del nazionalsocialismo, su quello che è avvenuto a Venezia. Questa volta vogliamo fare un passo indietro, anche per capire meglio e per astrarci un momento dalle difficoltà del tempo attuale, vale a dire cercare di capire là dove è avvenuta quella genesi che ha permesso di entrare nella follia della Shoah. E quindi, anche se i riferimenti non saranno diretti, vi preghiamo di cogliere quest'opera come qualche cosa che va profondamente alle radici della nostra coscienza, qualcosa che appunto ci permette di capire con molta più sensibilità, proprio perché legati, sappiamo bene, basti pensare a come siamo legati noi ai nostri animali. Ecco, solo che sappiamo fare delle differenze fra l'animale domestico e l'animale da sfruttamento. Però quello che noi possiamo sviluppare in generale come sensibilità per la natura non è forse all'origine di ciò che noi poi sentiamo per l'altro. Ecco che quindi questi riferimenti mi sono sembrati, e ringrazio ancora una volta di più Gianni De Luigi, proprio quelli che servivano per fare un passo indietro, per cercare di capire in che cosa possa consistere quel percorso appunto di degenerazione che ha portato sì per il nazionalsocialismo a considerare non umani gli ebrei, ma che ha portato per noi a diventare non umani coloro che hanno proprio perseguito un'educazione alla morte. Ecco, quando abbiamo parlato di Dachau parlavamo dell'educazione, di quel campo che era il campo complementare, no? Propedeutico, perché uno normalmente con la sua sensibilità, per quanto possa essere crudele, non ce la fa a diventare un SS. Quindi c'è stato tutto questo, e qua invece arriviamo a qualcosa che precede.
appunto in una bella sintesi Claudio Magris dice che questa lettera di Rosa Luxemburg è appunto proprio la sintesi di una capacità appunto di rivedere questa realtà. È come fosse una mini tragedia in 3 brevissimi atti e un epilogo. Tragedia che concentra appunto tutta la ricchezza umana e la vastità, sì, appunto dello sguardo della Luxemburg, ma che va molto oltre la sua capacità di lucidità politica. Noi ci siamo interrogati certamente molto su come Giuseppe Goisis avrebbe voluto trattare questo libro, e l'idea di Gianni De Luigi è stata quella di renderlo, ecco, come lettura teatrale, perché così ognuno di voi potrà essere aperto alla sua interpretazione. Quindi noi abbiamo alcuni autori che si presenteranno, perché Karl Kraus, questo è in estrema sintesi e poi concludo la genesi di questa lettera, scoprì appunto un anno dopo la tragica morte di Rosa Luxemburg in carcere, non per fucilazione ma per appunto una sorta di massacro con i calci dei fucili, scoprì questa lettera che lo colpì molto, proprio per queste ragioni, che esulavano da una stretta interpretazione, e da allora, nel 1920, iniziò a citarla continuamente in un lungo ciclo di conferenze. Lei la scrisse nel 17, quando era in prigione, e visse un episodio particolare che sentirete dalla lettura. Questo naturalmente caratterizzò appunto un movimento di presa di coscienza che Kraus, che non era certo né comunista né rivoluzionario, trovò in lei come l'allargamento, capite, l'espansione di una sensibilità che riuscì ad andare molto oltre e che noi speriamo di restituirvi proprio attraverso questa lettura. La grandezza di questo spirito è appunto che la Luxemburg, sebbene imprigionata, avviata alla sua fine, rimase sempre intatta in una sua speciale gioia di vivere, proprio perché era pronta a perdere la sua vita e salvarla secondo il detto evangelico. Quindi è un personaggio, capite, tanto aperto al mondo da patire e sdegnarsi per le sofferenze degli animali, ma appunto per farne da questo un elemento di riflessione per tutti noi. A questo dobbiamo dare appunto ragione alla capacità di Marco Rispoli, il curatore di questo libretto, che ha collocato sia l'introduzione di Kraus, con cui lui scopre questa lettera, sia appunto altri testi, e quelli tra l'altro di Kafka, di Canetti e di Joseph Roth. Quindi devo dire che questo testo si presenta per noi anche sperimentalmente, la capacità di restituire qualche cosa in cui sarete voi protagonisti e valuterete attraverso le nostre parole quello che può dare appunto questo percorso di grande immersione nella condizione umana. Ne parleremo tutt'al più dopo. La parola a Gianni De Luigi, che tutti noi conosciamo come grande maestro, sceneggiatore, scenografo, regista. Tutti noi lo ricordiamo come colui che ha risvegliato il Teatro Verde con Caroline Carson, ma non posso dimenticare la sua collaborazione con Strehler, con Scaparro e con tanti maestri. A sua volta quindi lui insegna, è diventato maestro, e anche merito suo siamo riusciti a realizzare, speriamo bene, quello che speriamo di essere alla sua altezza, quello che oggi vi faremo sentire. Grazie. Cercherò di essere brevissimo, ma ci tengo molto a ricordare Giuseppe Goisis, perché è stato un momento fondamentale mentre appunto per l'UNESCO facevamo un intervento su questa risiera di San Sabba, dove i prigionieri ebrei venivano uccisi con una mazza sulla testa, proprio come si uccidono i buoi. E questo secondo me è stato un suggerimento di Goisis per dirci, visto che poi dopo se n'è andato, di dirci andate avanti per la pace. Perché la pace è qualcosa che non si capisce, perché fondamentalmente viene considerata noiosa. Se parlate con i bambini ve ne renderete conto. Quello che è grave, molto grave, è non seguire chi predica la pace, come ad esempio ha fatto Carlo Rovelli, fisico,
quando al festa del CGIL, mi pare, a Roma, ha avuto il coraggio di dire basta con le guerre, basta con le armi. È stato subito indicizzato come disturbatore non opportuno. E questo, secondo me, mette in evidenza qualcosa che Goizis credo abbia sempre predicato. Ci sono sempre due verità, no? Ci sono due linee che devono essere prese sempre come riferimento. Rosa Luxemburg parlava anche con Lenin e contestava la rivoluzione violenta, contestava la guerra e purtroppo viene uccisa dai socialdemocratici tedeschi che, no, come dice Krauss, non si toglieranno più questa onta. Io, mentre leggevo questo libretto, Daniele diceva: ma Gianni, guarda che leggerlo tutto è abbastanza ben... Io vi prego, se riuscirete, a rimanere seduti e ad ascoltare fino alla fine, perché non c'è soltanto Rosa Luxemburg, c'è Karl Kraus, c'è Elias Canetti, c'è Franz Kafka, c'è Josef Roth, perché ci tiene molto alla pronuncia tedesca. Vi dico subito l'ultima cosa e tengo, perché quando ho letto questo libretto mi è venuto in mente il canto 27° di Dante dell'Inferno, che vi leggo solo la parte finale, non vi leggo tutto il canto certamente. Questo canto 27° dove, dopo l'incontro di Ulisse e Diomede, c'è quest'altro incontro, che è quello di... vabbè, non mi viene in questo momento. Ve lo leggo. Come bue cincigliano che muggiva prima col pianto di colui, e ciò fu dritto che l'aver temprato con la sua lima mugghiava con la voce dell'affitto che, con tutto che fosse di rame, pure il pareva dal dolor trafitto. Così, per non aver via né forame del principio nel fuoco, il suo linguaggio si convenziava le parole crame. E questo pezzo breve, che spero non vi abbia subito trascinato, non è così tutta l'altra lettura, è di Ovidio sui Tristissia. E il racconto è questo, che porta Dante nel canto 27°, che un architetto ateniese, si chiamava Perillo, fece un dono al tiranno Falairide, tiranno di Agrigento, e fa questo bue di rame per punire i prigionieri. Sotto il bue di rame c'era il fuoco, i prigionieri entravano dentro questo bue, gridavano dal dolore e usciva il grande muggito del bue. Di dolore, era come se il bue ricevesse una violenza che sentirete molto più chiara in Rosa Luxemburg. Ma questo dolore di questo bue me l'ha ricordato, portandomi ancora più all'interno, il testo della lettera di Rosa Luxemburg. E mi sembra che più di questo non posso dirvi. Ripeto, noi siamo debitori a Goizis come filosofo, ma non solo, come essere umano per l'umanità. Grazie. Brevemente gli interventi e le letture saranno appunto di Gianni De Luigi, Emanuele Piovene, Chiarastella Serravalle, che è anche la Presidente dell'Associazione Artemide,
la mia, e soprattutto ringraziamo per gli intermezzi musicali Cecilia Vendrasco, che è maestra appunto di una classe di flauto e che ci poi annuncerà alla fine i brani e gli autori scelti. Regia naturalmente di Gianni De Luigi. Grazie. La lettera dal carcere di Rosa Luxemburg all'amica Sophie Sonia Liebknecht, storica dell'arte e moglie dello spartachista Karl Liebknecht, assassinato con la Luxemburg dai corpi franchi dell'esercito tedesco, venne letta in pubblico da Karl Kraus, dapprima a Berlino il 28 maggio 1920 e in seguito a Dresda e Praga. La lettera della rivoluzionaria polacca fu poi ripresa da Kraus sulla sua rivista Die Fackel, e i testi qui pubblicati di Kafka, Canetti e Roth faranno risuonare simili armonici. Nel luglio 1920, di ritorno da un ciclo di letture e conferenze tenuto in diverse città europee, Karl Kraus riporta sulla Fackel una lettera scritta da Rosa Luxemburg nel dicembre 1917, introducendola con le seguenti parole. L'emozione più intensa mai prodotta prima in una sala di lettura la suscitò la lettera di Rosa Luxemburg. La trovai sull'Arbeiter Zeitung la domenica di Pentecoste e decisi di portarla in viaggio con me. Nella Germania dei socialisti indipendenti era del tutto sconosciuta. Sia coperta di onta e di disonore qualsiasi repubblica che, nonostante ogni cristianesimo dei catechismi e delle granate, non accolga nei suoi libri di scuola, tra Goethe e Claudius, questo documento di umanità e poesia unica nel mondo di lingua tedesca, e che non insegni alle generazioni future, affinché provino orrore per gli uomini di questo tempo, che il corpo in cui era racchiusa un'anima
così elevata, fu massacrato a colpi di calcio di fucile. Non si danno nell'intera letteratura tedesca del presente lacrime simili a quelle di questa rivoluzionaria ebrea, e non vi sono pause simili a quella che segue la descrizione della pelle del bufalo, ma quella era lacerata. A Berlino, Dresda e Praga ho introdotto la lettura con le seguenti parole: dedico alla memoria della più nobile tra tutte le vittime la lettura di questa lettera scritta da Rosa Luxemburg e a Sonia Liebknecht a metà dicembre del 1917 dal carcere femminile di Breslavia. Breslavia, dicembre 1917. Sonička, passerotto mio, la vostra lettera mi ha fatto tanto piacere. Volevo rispondervi subito, avevo però molto da fare. Ecco perché in questo momento mi sono concessa questo lusso. Poi ho preferito aspettare l'occasione migliore perché è tanto più bello poter discorrere tra noi in modo del tutto spontaneo. Leggendo le notizie dalla Russia, ho pensato a voi ogni giorno e mi sono tormentata nell'immaginare come a ogni assurdo dispaccio l'angoscia vi abbia colta senza motivo. Quel che veniamo a sapere da laggiù sono in gran parte notizie false, e questo vale in particolare per la Russia del Sud. Le agenzie di stampa, le nostre così come le loro, hanno interesse a esagerare il più possibile i disordini e le rigonfiano le notizie. Fino a quando la situazione non si sarà chiarita, non ha senso e non c'è motivo di agitarsi così alla cieca, ancora prima che accadano le cose. In generale, sembra che tutto proceda colà, senza spargimenti di sangue. E in ogni caso nessuna voce su presunti massacri ha mai trovato conferma. Si tratta soltanto di una dura lotta di partito, dipinta sempre dalla prospettiva offerta dai corrispondenti dei giornali borghesi, come uno scatenarsi della follia e un inferno. Quanto ai pogrom, tutte queste voci sono pure menzogne. In Russia il tempo dei pogrom è finito per sempre. Il potere dei lavoratori e del socialismo è troppo grande. La rivoluzione ha ripulito l'aria dai miasmi e dell'atmosfera soffocante della reazione. Il tempo di Kislev è finito per sempre. Riesco piuttosto a immaginarmi dei pogrom in Germania. Di certo vi è l'atmosfera giusta, fatta di bassezza, vigliaccheria, reazione e ottusità. In questo senso potete dunque sentirvi del tutto tranquilla riguardo alla Russia meridionale, dal momento che lì le cose sono sfociate in un aspro conflitto tra il governo di Pietroburgo e la Rada. La soluzione e il chiarimento dovranno arrivare molto presto e di lì si potrà avere un quadro completo della situazione.
Da qualsiasi punto di vista non ha assolutamente senso né scopo che voi vi consumiate per l'angoscia e l'agitazione sulle basi di notizie incerte. Siate coraggiosa, mia piccola ragazza, sulla testa, mantenetevi calma e salda, tutto si svolgerà al meglio, non bisogna temere sempre il peggio. Speravo davvero di vedervi qui presto, sì, a gennaio. Ora mi si dice che in gennaio vuole venire Mathilde Wurm. Per me sarebbe difficile rinunciare a una vostra visita nel prossimo mese, ma certo non sono io a decidere. Se voi dite che vi riesce di venire soltanto a gennaio, forse le cose potrebbero restare così. Magari Mathilde Wurm potrebbe venire a febbraio. In ogni caso vorrei sapere al più presto quando vi rivedrò. È ormai 1 anno che Karl è rinchiuso a Luckau. Ci ho pensato spesso in questo mese e proprio 1 anno fa voi eravate da me, a Vronk, e mi regalaste quel bell'albero di Natale. Quest'anno me ne sono procurata uno qui, ma è misero, spoglio di molti rami, e non c'è paragone con quello dell'anno scorso. Non so proprio come farò a metterci gli 8 lumini che ho rimediato. È il mio 3° Natale in Gattabuia, ma non fatene una tragedia. Sono calma e serena come sempre. Ieri sono rimasta a lungo sveglia. Adesso non riesco ad addormentarmi prima dell'1, però devo essere a letto già alle 10, così al buio i miei pensieri vagano come in sogno. Ieri dunque pensavo: quanto è strano che, senza alcun motivo particolare, io viva sempre in un'ebbrezza gioiosa. Me ne sto qui, ad esempio, in questa cella oscura, sopra un materasso duro come la pietra. Intorno a me, nell'edificio, regna come di regola un silenzio di tomba. Sembra di essere rinchiusi in un sepolcro. Attraverso la finestra si disegna sul soffitto il riflesso della lanterna accesa l'intera notte davanti al carcere. Di tanto in tanto si sente cupo lo sferragliare di un treno che passa in lontananza, oppure più vicina, proprio sotto la finestra, la guardia che si schiarisce la voce e per sgranchirsi le gambe fa lentamente qualche passo con i suoi stivaloni. La sabbia stride in modo così disperato sotto quei passi che nella notte scura e umida si sente risuonare tutta la desolazione e lo sconforto dell'esistenza. Me ne sto qui distesa, sola, in silenzio, avvolta in queste molteplici e nere lenzuola dell'oscurità, della noia, della prigionia invernale. E intanto il mio cuore pulsa di una gioia interiore incomprensibile e sconosciuta, come se andassi camminando nel sole radioso su un prato fiorito. E nel buio sorrido della vita, quasi fossi a conoscenza di qualche segreto incanto in grado di sbugiardare a ogni cosa triste e malvagia e volgerla in splendore e felicità. E cerco allora il motivo di tanta gioia, ma non ne trovo alcuno e non posso che sorridere di me. Credo che il segreto altro non sia che la vita stessa. La profonda oscurità della notte è bella e soffice come il velluto a saperci guardare. E anche nello stridere della sabbia umida sotto i passi lenti e pesanti della guardia risuona un canto di vita piccolo e bello, se solo ci si presta orecchio. In questi momenti penso a voi, a quanto mi piacerebbe potervi dare la chiave di questo incanto, perché vediate sempre in ogni situazione quel che nella vita è bello e gioioso, perché anche voi possiate sentire questa ebbrezza e camminare su un prato dai 1000 colori. Non intendo in alcun modo saziarvi d'ascetismo, di gioie immaginarie. Vi concedo, anzi, ogni reale piacere dei sensi. Vorrei soltanto donarvi in aggiunta la mia inesauribile letizia interiore, così da poter essere serena riguardo a voi, pensando che attraversate l'esistenza avvolta in un mantello trapunto di stelle, in grado di proteggersi da quanto è meschino, dozzinale e angosciante. Avete raccolto un bel mazzo di bacche nere e rosa violacee dallo Stalitzer Park? Quanto alle bacche nere, potrebbe trattarsi di sambuco.
I suoi frutti pendono in grappoli fitti e pesanti, tra grandi foglie pennate a ventaglio. Di certo le conoscete. Oppure, più probabilmente, si tratta di ligustro, dritte pannocchiette di bacche slanciate e graziose, e foglioline verdi lunghe e sottili. Le bacche rosa violacee nascoste sotto minute foglioline potrebbero essere quelle di cotognastro. Invero dovrebbero essere rosse, ma in questa tarda stagione sono già un po' troppo mature. Cominciano a guastarsi e spesso allora assumono un colore tra il rosso e il viola. Le foglioline somigliano a quelle del mirto. Sono piccole, appuntite all'estremità. Sulla parte superiore sono di color verde scuro e di consistenza coriacea, mentre sulla parte inferiore sono ruvide. Soniushka, conoscete la commedia di Plata nella forchetta fatale? Potreste mandarmela oppure portarmela. Karl una volta disse di averla letta a casa vostra. Le poesie di Georg sono belle. Ora so da dove viene quel vostro... Sì, quel verso che voi spesso recitavate quando passeggiavamo nei campi. E nel fruscio di spighe rosseggianti. Se ne avete l'occasione, potreste ricopiarmi il nuovo Amadigi? Amo tanto quella poesia. Ma continuate a leggere la leggenda di Lessing. Io ho ripreso in mano la storia del materialismo di Lang, che mi è sempre di stimolo e di conforto. Mi piacerebbe se anche voi la leggeste un giorno. Ahimè, Sonischka, qui ho provato un dolore molto intenso. Nel cortile dove vado a passeggiare arrivano di frequente carri dell'esercito, seppi di sacchi o vecchie giubbe e casacche militari, spesso con macchie di sangue. Vengono scaricate, distribuite nelle celle per i rattoppi e quindi di nuovo caricate e rispedite all'esercito. Qualche tempo fa è arrivato un carro tirato da bufali anziché da cavalli. Per la prima volta ho visto questi animali da vicino. Di struttura sono più robusti e più grandi rispetto ai nostri buoi. Hanno teste piatte e corna ricurve verso il basso. Il cranio è più simile a quello delle nostre pecore, completamente nero e con grandi occhi mansueti. Vengono dalla Romania. Sono trofei di guerra. I soldati che conducono il carro raccontano quanto sia stato difficile catturare queste bestie, questi animali bradi, e ancor più difficile farne bestie da soma, abituati com'erano alla libertà. Furono presi a bastonate in modo spaventoso, finché non valse anche per loro il detto vae victis, guai ai vinti. Soltanto a Breslavia di questi animali dovrebbe esservene un centinaio, avvezzi ai grossi pascoli della Romania. Ora ricevono cibo misero e scarso, vengono sfruttati senza pietà per trainare tutti i carichi possibili e assai presto si sfiancano. Qualche giorno fa arrivò un carro pieno di sacchi accatastati a una tale altezza che i bufali non riuscivano a varcare la soglia della porta carraia. Il soldato che li accompagnava, un tipo brutale, prese allora a batterli con il grosso manico della frusta in modo così violento che la guardiana, indignata, lo investì chiedendogli se non avesse un po' di compassione per gli animali. «Neanche per gli uomini c'è compassione!» rispose quello con un sorriso maligno e batté ancora più forte. Gli animali infine si mossero e superarono l'ostacolo, ma uno di loro sanguinava. Sonischka, la pelle del bufalo è famosa per essere assai dura e resistente, ma quella era lacerata. Durante le operazioni di scarico gli animali se ne stavano esausti, completamente in silenzio, e uno, quello che sanguinava, guardava davanti a sé e aveva nel viso nero, negli occhi scuri e mansueti, un'espressione simile a quella di un bambino che abbia pianto a lungo. Era davvero l'espressione di un bambino che è stato punito duramente e non sa per cosa, né perché. Non sa come sottrarsi al tormento e alla violenza bruta. Gli stavo davanti e l'animale mi guardava. Mi scesero le lacrime.
erano le sue lacrime. Per il fratello più amato non si potrebbe fremere più dolorosamente di quanto non fremessi io, inerme davanti a quella silenziosa sofferenza. Quanto erano lontani, quanto irraggiungibili e perduti i verdi pascoli, liberi e rigogliosi della Romania. Quanto erano diversi laggiù lo splendore del sole, il soffio del vento, quanto era diverso il canto armonioso degli uccelli o il melodico richiamo dei pastori. E qui, questa città ignota, abominevole, la stalla cupa, il fieno nauseabondo e muffito, frammisto di paglia putrida, gli uomini estranei e terribili e le percosse, il sangue che scorre giù dalla ferita aperta. Oh mio povero bufalo, mio povero amato fratello, ce ne stiamo qui entrambi impotenti e torbidi e siamo tutt'uno nel dolore, nella debolezza, nella nostalgia. Intanto i carcerati correvano operosi qua e là, intorno al carro, scaricavano i pesanti sacchi e li trascinavano dentro l'edificio. Il soldato invece ficcò le mani nelle tasche dei pantaloni, se ne andò in giro per il cortile ad ampie falcate, sorrise e fischiettò tra sé una canzonaccia. E tutta questa grandiosa guerra mi passò davanti agli occhi. Scrivimi presto. Vi abbraccio, Sonischka, la vostra Rosa. Sonischka, carissima, siate nonostante tutto calma e lieta. Così è la vita. E così bisogna prenderla, con coraggio, impavidi, sorridenti, nonostante tutto. Buon Natale. Innsbruck, 25 agosto 1920. Egregio signor Kraus, per caso mi è capitato fra le mani l'ultimo numero della sua Fackel. Ero abbonata fino al 4 febbraio dell'anno corrente e vorrei permettermi di obiettarle qualcosa in merito alla lettera di Rosa Luxemburg. Da lei tanto ammirata, anche se una missiva proveniente dalla sospetta Innsbruck non le sarà forse troppo gradita. Dunque, la lettera è davvero molto bella e commovente e condivido in pieno il suo parere. Potrebbe benissimo figurare come brano di lettura nei libri scolastici delle elementari e delle secondarie. A mo' di premessa si potrebbe allora fare qualche istruttiva considerazione su quanto più fruttuosa e piacevole sarebbe trascorsa la vita della Luxemburg se ella, anziché fare la ruffa popoli, avesse lavorato, che so io, come guardiana di un giardino botanico, zoologico o qualcosa del genere. Nel qual caso le sarebbe stata verosimilmente risparmiata anche la gattabuia. Con le sue competenze botaniche e la sua passione per i fiori avrebbe potuto in ogni caso trovare impiego proficuo e appagante anche in un vivaio di una qualche grandezza, e così non avrebbe di certo conosciuto tanto da vicino il calcio dei fucili. Quanto alla descrizione vagamente patetica del bufalo, mi è facile credere che non abbia mancato d'effetto sulle ghiandole lacrimali delle mogli dei consiglieri di commercio e dei giovani esteti di quel di Berlino, di Dresda e Praga. Chi come me però è cresciuta in un vasto podere dell'Ungheria meridionale e fin dalla giovinezza conosce quelle bestie,
la loro pelle per lo più logora e spesso ulcerosa, e la loro espressione sempre ottusa guarda alla cosa senza troppo stupirsi. La buona Luxemburg si è fatta bindolare ben bene da quei soldati e ha preso, è proprio il caso di dirlo, una bufala, simile alle bufale prese a suo tempo da Benedict. Buonanima, vaghe reminiscenze dei racconti sull'ultimo dei Moicani, comandi di bufali selvaggi che corrono nelle praterie e via dicendo, hanno avuto qui probabilmente la loro parte. Sarebbe cosa ben degna di ammirazione se in Romania i nostri prodi in grigio-verde, oltre a sostenere alcune dure battaglie, avessero avuto anche il tempo, l'energia, la voglia di catturare centinaia di bufali selvaggi per poi farne in un baleno bestie da soma. Sarebbe cosa davvero ammirevole e ancora più sorprendente dal fatto che bestie così possenti si siano prestate a un simile trattamento. Bisogna però sapere che da tempi innumerevoli in quelle regioni i bufali sono allevati e impiegati in genere come bestie da soma, oltre che per il latte. Quanto al formaggio, non hanno particolari esigenze e sono di forza eccezionale, benché di andatura assai lenta. Non credo pertanto che l'amato fratello della Luxemburg potesse essere particolarmente sorpreso nel dover tirare un carro a Breslavia e nel buscarsi un bel colpo sul groppone con il manico della frusta, cosa che ogni buon conto, se non avviene con eccessiva brutalità, è di tanto in tanto necessaria con le bestie da tiro, giacché queste non sempre sono accessibili ad argomenti razionali. Allo stesso modo, come madre, posso assicurarle che un ceffone ha sovente effetti alquanto benefici sui ragazzi più gagliardi. Non bisogna pensare sempre al peggio e compiangere per principio gli uomini e gli animali. Questo non può che recare danni anziché benefici. La Luxemburg avrebbe certo predicato volentieri la rivoluzione dei bufali, se solo avesse potuto, e avrebbe fondato per loro una repubblica bufalina, per quanto resti assai opinabile se le sarebbe mai riuscito a provvedere per loro a quel paradiso da lei tanto sognato con il canto armonioso degli uccelli o il richiamo dei pastori, e se i bufali diano un peso particolare a quest'ultima faccenda, sì, quella dei pastori. Ci sono davvero molte donne isteriche a cui piace immischiarsi in ogni cosa e sempre vorrebbero aizzare d'un partito contro l'altro. Quanto sono dotate di spirito e di bello stile vengono docilmente ascoltate dalla massa e seminano nel mondo grande sciagura, sicché non ci si può poi stupire troppo se chi tanto spesso ha predicato la violenza la trova poi anche una morte violenta. Una silente energia, un lavoro nella cerchia a noi più prossima, una tranquilla bontà d'animo e uno spirito conciliante. Di questo abbiamo bisogno assai più che di sentimentalismi e di sobillazioni varie. Non lo pensa anche lei? Con stima, Frau von. Quel che penso è: assai poco mi interessa se un numero della Fackel
sia giunto per caso e per altre vie nelle grinfie di una simile belva, e se costei sia stata abbonata fino al 4 febbraio dell'anno corrente o lo sia ancora. Se lo è stato è motivo di sommo rammarico che non lo sia più, perché se ancora lo fosse smetterebbe di esserlo dal giorno in cui è giunta questa lettera, ovvero dal 28 agosto dell'anno corrente. È noto infatti che la Fackel sa come contrastare una sorte che vorrebbe farla giungere a certi indirizzi. Quel che penso è che questa missiva dalla sospetta Innsbruck mi è assai gradita per un solo motivo, perché non altera in nulla l'immagine da me avuta e poi diffusa circa il livello intellettuale di quella cittadina, anzi mi conferma che tutto è davvero come ha da essere. Quel che penso è che nel caso le cosiddette repubbliche riuscissero a trovare la forza di tramandare alle generazioni venture la lettera di Rosa Luxemburg attraverso i libri di scuola, dovrebbero allora giustapporvi anche la lettera di questa megera, onde instillare nella gioventù non solo il profondo rispetto per la grandezza della natura umana, ma anche il ribrezzo per la sua meschinità, e provocare in tal modo, davanti al più concreto degli esempi, un brivido di orrore per l'inestirpabile mentalità di queste fattrici tedesche che vogliono deturparci la vita fino a quando la prospettiva di nuove guerre non sia certa come la morte, e sembrano aver giurato a Satana di far accadere ancora e sempre quanto nel 1914. Infoiate all'idea della morte eroica, non fecero nulla per impedire. Quel che penso, e con questa abbruttita genia, possidente di terreni e sangue, e col suo codazzo voglio qui parlar franco, una volta per tutte, giacché costoro non comprendono il tedesco e dai miei contraddetti non riescono a dedurre la mia vera opinione, voglio parlar franco dal momento che ritengo la grande guerra una inequivocabile dato di fatto, l'epoca che ha ridotto la vita umana a cumulo di rifiuti, uno spartiacque invalicabile. Quel che penso è il comunismo in quanto realtà è solo l'opposto speculare della loro ideologia profanatrice della vita, ma in virtù di una più pura origine ideale, è pur sempre un mezzo sghembo alla ricerca, un fine più puro e ideale. Che il diavolo si porti la sua prassi, ma Dio ce la conservi, che possiedono dei beni per preservarli, vorrebbero spedire tutti gli altri a combattere sui fronti della fame e dell'onor patrio, magari col viatico che la vita non è più poi più alto dei beni. Dio ce lo conservi affinché questa genia, che da tanta impudenza ormai non sa più cosa escogitare, non diventi ancora più impudente, affinché quelli che hanno accesso esclusivo ai piaceri e sono convinti di aver dato all'umanità loro soggetta una bastevole prova d'amore, attaccandole la sifilide, vadano almeno a letto con un incubo, affinché, se non altro, passi loro la voglia di predicare la morale alle proprie vittime e il buon umore per beffeggiarle, per avanzare considerazioni su quanto sarebbe trascorsa più fruttuosa e piacevole la vita della Luxemburg se fosse stata la guardiana di un giardino zoologico anziché la domatrice di quelle belve umane che poi l'avrebbero sbranata, per chiedersi se avrebbe potuto trovare impiego più proficuo e appagante nel coltivare fiori preziosi, dei quali era senz'altro molto più esperta di una possidente terriera, invece che nell'estirpare erbacce umane. Per far simili considerazioni mancherà il fiato, fintanto che l'impudenza sarà tenuta a freno dalla paura. E ci sarebbe pure il pericolo che un qualsiasi motteggio sulla gattabuia in cui è rinchiusa una martire possa trovare immediata risposta nel costruirne una per chi ha osato dire una simile infamia, sempre che non si preferisca un bel ceffone che, come posso assicurarle, è mezzo assai benefico con le energiche madri degli eroi. Quanto poi all'ironia sul fatto che Rosa Luxemburg abbia conosciuto tanto da
vicino i calci dei fucili, non sarebbe eccessivo ripagarla con qualche bastonata assestata però solo con il manico di quella frusta che colpì il bufalo di Rosa Luxemburg. Niente sentimentalismi però, delle descrizioni lacrimevoli di simili prassi non sappiamo che farcene, non è cosa per i libri di lettura. Chi è cresciuto in una vasta tenuta dell'Ungheria meridionale, dove la pelle comunque già logora e ulcerosa dei bufali non suscita alcuna pietà e la loro espressione, sempre ottusa, si discosta in modo sgradevole dal sembiante ideale dei latifondisti magiari. E dunque un'espressione che non merita la devozione di una Luxemburg, ma semmai le virgolette a caporale, o meglio, le bastonate di una caporalessa. Chi è cresciuto da quelle parti sa per certo che in Ungheria senza batter ciglio si ricorre anche a ben altre pratiche con le creature di Dio e sa inoltre che al riguardo le possidenti terriere sono in pieno accordo con le mogli dei consiglieri di commercio e lasciano fare di buon grado. Io penso dunque che certo non ci si debba accendere di entusiasmo per i tribunali rivoluzionari, né si possa simpatizzare con la prospettiva di quegli ufficiali che, non essendo rimasto loro null'altro fuor che l'onore, si sentono così portati a castrare il prossimo. Sono però abbastanza ingiusto da voler per esempio infliggere alle dame che ancora oggi dicono i nostri prodi in grigio verde la condanna di pulire la latrina di una caserma. Dopodiché imporrei loro la rinuncia immediata al titolo nobiliare da cui ancora non riescono a separarsi nemmeno nel gettar fango in modo anonimo su una morta. Invero penso altresì che in Romania, oltre a dover affrontare dure battaglie, e questo proprio perché i libri di lettura fino al 1914 non erano ispirati all'animo della buona Rosa Luxemburg, ma da quello delle possidenti terriere. I nostri uomini in grigio verde di fatto abbiano avuto anche il tempo, l'energia e la voglia di rubare e domare bufali. Penso poi che fino a quando le valchirie tedesche e ungheresi guarderanno con ammirazione l'addestramento militare dei bufali, anche gli uomini non saranno al sicuro dall'essere ridotti a bestie da soma. Quel che penso, già che qui si vuol intendere il mio pensiero e non soltanto la mia parola, è inoltre questo: se anche la parola della buona Rosa Luxemburg non trovasse conferma in alcun dato di fatto, e già da molto tempo non ci fosse più alcuna creatura di Dio sulle verdi praterie e tutto fosse ormai asservito al commercio, ebbene, al cospetto di Dio, ella avrebbe detto il vero assai più di questa possidente terriera, che nell'animale apprezza la mancanza di pretese in fatto di cibo e ne deplora soltanto la natura lenta. Penso che l'umanità, che guarda l'animale come a un amato fratello, abbia assai più valore della bestialità che trova sollazzevole una cosa del genere e se ne fa beffe sostenendo che un bufalo non può essere particolarmente sorpreso di dover tirare un carro a Breslavia e buscarsi una bastonata sul groppone con il manico di una frusta, perché qui c'è quella ripugnante furbizia che fin dalla giovinezza fa credere ai signori del creato e alle donne e alle loro dame che nell'animale non vi sia alcun moto dell'anima e che esso sia privo dei sentimenti proprio come lo sono i suoi padroni, soltanto perché non ha avuto in sorte la stessa dose di superbia e non è in grado di dar voce alle proprie sofferenze in quel confuso gergo di cui costoro invece dispongono. Poiché però, rispetto a questa specie, l'animale ha il privilegio di non essere sempre accessibile ad argomenti razionali, essa ritiene che il manico della frusta sia di tanto in tanto inevitabile. In verità, lo usa solo per una cupa rabbia davanti ad un incerto destino che sembra riservarle un giorno analogo trattamento. Anche quando, schiaffeggiando i propri figli, misurandone le forze con la loro, o quando li fanno vessare da aspiranti teologi dalle vivide inclinazioni sessuali, si comportano così solo perché hanno da temere qualcosa dalla vita o dal cielo.
Ai loro figli è dato tuttavia il vantaggio di poter cancellare l'onta di essere nati da cotanti genitori, decidendo di diventare migliori di loro, a meno che non vogliano vendicarsene sui propri figli. Agli animali, che solo con la violenza o l'inganno sono ridotti in servitù, l'umano consesso riserva altra sorte, quella di esserne prima disonorati e poscia divorati. L'uomo offende l'animale quando per offendere i propri simili li chiama con nomi di animali. Sì, lo stesso bestia non è per lui nient'altro che un insulto. Di nulla più sa stupirsi. E all'animale che ancora non l'ha disimparato non concede lo stupore. All'animale non è permesso di stupirsi per l'oltraggio subito più di quanto non lo si stupisca l'uomo che glielo infligge. Un bufalo non deve stupirsi di Breslavia, così come il possidente terriero non si stupisce se un essere umano trova una morte violenta. Là dove il mondo va a rotoli per il loro ordine, costoro trovano che tutto sia perfetto ordine. Cosa vuole la buona Luxemburg? Naturalmente lei che non possedeva altri beni se non il proprio cuore e voleva guardare a un bufalo come a un fratello. Lei avrebbe ben volentieri predicato la rivoluzione ai bufali, se solo avesse potuto. Avrebbe fondato per loro una repubblica dei bufali, magari col canto armonioso degli uccelli e il melodico richiamo dei pastori. Laddove resta dubbio se i bufali diano un peso particolare a quest'ultima cosa, giacché ovviamente preferiscono che tutto il peso venga posto soltanto su di loro. Purtroppo non ci sarebbe riuscita in alcun caso, essendovi al mondo più bestie che bufali. Che le sarebbe comunque piaciuto provarci dimostra appunto come ella fosse una delle molte donne isteriche che volentieri si immischiano in ogni cosa e sempre vorrebbero alzare l'uno contro l'altro. Ora, quello che penso è che nella cerchia dei possidenti terrieri questo quadro clinico si staglia in modo così netto sullo sfondo delle faccende domestiche e campestri da indurci a credere che costoro siano delle rivoluzionarie nate. A guardar meglio ci accorgeremmo però che sono soltanto delle oche. In tal modo ricadremmo tuttavia ancora una volta nella delittuosa superbia della razza umana, pronta ad accusare dei propri difetti e delle proprie pecche gli animali indifesi, mentre per esempio a un bue che vive a Innsbruck o a un'oca cresciuta in un latifondo dell'Ungheria meridionale non è mai passato per la testa di offendersi a vicenda dandosi del cittadino di Innsbruck o del possidente ungherese. E anche quando avessero l'ardire di pronunciarsi su cose pertinenti all'intelletto, non comincerebbero a parlare di bello stile, né riconoscerebbero con sussiego una qualità che a loro fa difetto in modo tanto vistoso, benché non siano sempre accessibili ad argomenti razionali, avrebbero fin troppo tatto per inviare una lettera così mal scritta e fin troppo pudore per scriverla. Non c'è oca che abbia una penna tanto cattiva da riuscirvi. Non lo pensa anche lei? È intelligente, docile di natura e può essere certo mangiata dalla sua padrona, ma scambiata per lei no. Quel che quest'ultima da parte sua ha in più rispetto all'altra è che in casi estremi, qualora prendano pure lei per il collo davanti al cielo, sa comunque arrangiarsi con il suo catechismo e ha ancora la bontà verso se stessa di mettere in guardia gli altri, affermando che non bisogna pensare sempre al peggio e compiangere per principio gli uomini e gli animali senza conoscere più da vicino le circostanze. Questo non può che recare danni anziché benefici. Danni soprattutto per chi è predestinato a essere padrone di genti e animali, il cui possesso risale a una disposizione divina che solo alcuni sobillatori, come Rosa Luxemburg, gente estranea al paese come ad esempio quel tal Gesù Cristo, vorrebbero mettere in discussione e che non di meno resta in vigore, giacché la brama di beni materiali, viva Dio, è più antica della dottrina cristiana e sopravviverà a essa. Ecco quel che penso.
Franz Kafka, Una vecchia pagina. Sembra che molto sia stato trascurato nella difesa della nostra patria. Non ce ne siamo curati fino ad oggi e ognuno ha atteso al proprio lavoro, ma gli avvenimenti degli ultimi tempi ci preoccupano. Io ho un laboratorio da calzolaio sulla piazza, di fronte al Palazzo Imperiale. Quando apro il mio negozio all'alba, vedo gli sbocchi di tutte le vie già occupati da gente armata. Però non sono i nostri soldati, si vede che sono nomadi che vengono dal nord. Non riesco a capire come siano penetrati nella capitale, che è molto lontana dal confine. Ad ogni modo sono qui. Sembra che ogni mattina ve ne siano di più. Come si addice alla loro natura, essi stanno accampati all'aria aperta perché odiano le case. Passano il tempo ad affilare le loro spade, ad aguzzare le frecce, a compiere esercitazioni a cavallo. Di questa piazza silenziosa, sempre scrupolosamente pulita, hanno fatto una vera stalla. Noi cerchiamo a volte di uscire dai nostri negozi e di portar via almeno il più grosso di quel sudiciume, ma questo accade sempre più di rado perché lo sforzo è inutile e ci espone al pericolo di venire travolti dai cavalli selvaggi o di venire colpiti a frustate. Non si può parlare coi nomadi. La nostra lingua è loro ignota, anzi si può dire che non ne posseggono neppure una propria. Fra di loro si esprimono come le cornacchie, si sente sempre questo gracchiare di cornacchie. Il nostro modo di vivere, le nostre istituzioni sono loro altrettanto incomprensibili quanto indifferenti. Per conseguenza serbano un contegno negativo davanti a qualsiasi linguaggio dei segni. Ti puoi slogare le mascelle e disarticolare le mani, essi non ti hanno capito e non ti capiranno mai. Sovente fanno delle smorfie, allora mostrano il bianco degli occhi e la schiuma sgorga loro dalla bocca, ma con ciò non vogliono dir nulla, né incutere paura. Lo fanno perché tale è la loro abitudine. Quello di cui han bisogno se lo prendono. Non si può dire che usino la violenza. Davanti alla loro presa di possesso ci si fa da un lato e si abbandona loro tutto. Anche delle mie provviste si sono serviti abbondantemente, ma non posso lamentarmene se guardo per esempio quel che capita al macellaio di fronte. Appena egli ha portato a casa la sua merce, tutto gli viene strappato e divorato dai nomadi. Anche i loro cavalli sono carnivori. Sovente un cavaliere giace accanto al suo cavallo ed entrambi si nutrono dello stesso pezzo di carne, ognuno ha un'estremità. Il macellaio ha paura e non osa cessare di far provviste di carne. Noi lo comprendiamo, raccogliamo del denaro e lo soccorriamo. Se i nomadi non avessero più carne, chissà cosa verrebbe loro in mente di fare. E chissà del resto che cosa salterà loro in mente di fare, anche se si dà loro la carne tutti i giorni. Ultimamente il macellaio pensò di potersi risparmiare almeno la fatica di macellare e al mattino portò un bue vivo. Non deve assolutamente rifarlo. Per un'ora io rimasi disteso sul pavimento in un angolo del mio laboratorio e mi ammucchiai addosso tutti i miei vestiti, le coperte, i guanciali, pur di non sentire i muggiti di quel bue che i nomadi assalivano da ogni parte per strappargli coi denti brandelli di carne viva. Il silenzio regnava da tempo quando mi arrischiai ad uscire. I nomadi giacevano stanchi intorno ai resti del bue come bevitori intorno a una botte. Proprio allora credetti di scorgere l'imperatore stesso a una finestra del palazzo. Mai egli viene in questi appartamenti esterni, vive sempre nel giardino più interno. Ma questa volta, così almeno mi parve, egli stava a una delle finestre e guardava a capo chino quel che accadeva davanti al suo castello. Cosa accadrà, ci chiediamo tutti? Per quanto tempo sopporteremo questo peso e questo tormento? Il palazzo imperiale ha attirato i nomadi, ma non riesce a ricacciarli via. Il portone resta chiuso. La guardia, che prima entrava e usciva solennemente, se ne sta dietro le finestre con le inferriate. A noi artigiani e mercanti è affidata la salvezza della patria, ma noi non siamo all'altezza di un tale compito, né ci siamo mai vantati di esserne capaci. Un malinteso è questo, ed esso ci porta alla rovina. Elias Canetti. L'espressione sconvolgente angoscia della posizione eretta si trova in una lettera felice,
Kafka le spiega un sogno di cui lei gli ha parlato e dalla sua spiegazione non è difficile dedurne il contenuto. Voglio darti invece l'interpretazione del tuo sogno. Se non ti fossi sdraiata per terra in mezzo agli animali, non avresti potuto contemplare il cielo stellato e non saresti stata salvata. Forse non saresti neanche sopravvissuta all'angoscia della posizione eretta. Lo stesso succede anche a me. È un sogno che abbiamo in comune, che tu hai sognato sia per me che per te. Bisogna sdraiarsi per terra fra gli animali per essere salvati. La posizione eretta rappresenta il potere dell'uomo sugli animali, ma proprio in questa chiara posizione di potere egli è più esposto, più visibile, più attaccabile, giacché questo potere è anche la sua colpa e solo se ci sdraiamo per terra tra gli animali possiamo vedere le stelle che ci salvano dall'angosciante potere dell'uomo. Di questa colpa degli uomini nei confronti degli animali testimonia il brano più lancinante dell'opera di Kafka. Il passo che segue è tratto dal racconto Una vecchia pagina, che fa parte della raccolta Un medico condotto. Ultimamente il macellaio pensò di potersi risparmiare almeno la fatica di macellare e al mattino portò un bue vivo. Non deve assolutamente rifarlo. Per un'ora io rimasi disteso sul pavimento in un angolo del mio laboratorio e mi ammucchiai addosso tutti i miei vestiti, le coperte e i guanciali pur di non sentire i muggiti di quel bue che i nomadi assalivano da ogni parte per strappargli coi denti brandelli di carne viva. Il silenzio regnava da tempo quando mi arrischiai a uscire. I nomadi giacevano stanchi intorno ai resti del bue come i bevitori intorno a una botte. Il silenzio regnava da tempo. Si può dire davvero che il narratore si sottrasse all'intollerabile, che gli ritrovò il silenzio, dato che dopo un simile muggito il silenzio non può più esistere. La posizione supina è quella personale di Kafka, ma non c'è vestito, né coperta, né guanciale che possa far tacere per sempre quel muggito tremendo. Se egli vi si è sottratto è per poi risentirlo di nuovo, giacché quel muggito non è mai cessato. Certo, la parola sottrarsi in relazione a Kafka è quanto mai imprecisa. Nel suo caso significa che egli anelava al silenzio per non sentire nient'altro, niente al di sotto della propria angoscia. Nel continuo confronto con il potere, Kafka si serviva della propria ostinatezza per ottenere qualche volta un rinvio. Ma quando essa non bastava o gli veniva a mancare, egli provava e riprovava a scomparire. In questo si mostrava utile quella sua magrezza, per la quale sovente, come sappiamo, sentiva anche un senso di disprezzo. Attraverso una diminuzione corporea egli sottraeva potere a se stesso e perciò era meno partecipe del potere. Anche la magrezza era una forma di ascesi, rivolta contro il potere. La stessa propensione alla scomparsa si mostra nel rapporto che egli ebbe con il proprio nome. In 2 romanzi, Nel processo e Nel castello, Kafka contrae il suo nome nell'iniziale K. Nelle lettere a Felice il nome diventa sempre più piccolo e finisce per scomparire del tutto. C'è un altro mezzo, più sorprendente ancora, di cui Kafka dispone e del quale fa uso con una maestria che oltre a lui appartiene solamente ai cinesi. La metamorfosi in ciò che è piccolo, poiché egli abborriva la violenza ma non riteneva di avere la forza sufficiente per sgominarla, accresceva la distanza tra sé e i più forti facendosi man mano più piccolo in rapporto a loro. Grazie a questo rattrappimento otteneva 2 risultati. Sfuggiva a quelli che lo minacciavano in quanto diventava troppo insignificante per loro e nello stesso tempo si liberava di tutti gli esecrabili mezzi di cui si serve la violenza. Gli animaletti nei quali Kafka si trasformava erano di preferenza del tutto innocui. Una delle prime lettere a Brod chiarisce molto bene la genesi di questa insolita attitudine. Risale all'anno 1904, quando Kafka aveva 21 anni. La chiamerò Lettera della talpa e di essa citerò ciò che mi sembra necessario per comprendere la sua metamorfosi in ciò che è piccolo, ma la farò precedere da una frase che già un anno prima si trova in una lettera indirizzata all'amico di gioventù Oscar Pollack. Si renda onore alla talpa e alle sue caratteristiche, ma non se ne faccia la propria santa. Non è molto, è vero, ma la talpa fa qui la sua prima apparizione. È già posto un accento particolare sulle sue caratteristiche e nell'esortazione a non santificarla si dovrebbe saper cogliere un primo accenno al significato che essa prenderà in seguito.
Ma ecco ciò che troviamo scritto nella lettera a Max Brod. Scaviamo come talpe gallerie sotterranee e usciamo tutti neri e con un pelo come velluto dai nostri monticelli di sabbia crollata, i poveri piedini rossi tesi a invocare tenerezza e pietà. Durante una passeggiata, il mio cane sorprese una talpa che voleva attraversare la strada. Le saltò addosso varie volte, ma poi la lasciava libera, perché era un cane ancora giovane e timoroso. All'inizio la cosa mi divertì e soprattutto mi piacque l'agitazione della talpa che in preda alla disperazione cercava invano un buco in quel duro selciato. Ma quando il cane ad un tratto la colpì di nuovo con la sua zampa tesa, la talpa lanciò un gridolino, faceva psss, psss. Mi parve allora... No, non mi parve niente. Era stata soltanto un'illusione, perché quel giorno avevo la testa che ciondolava così pesantemente che la sera mi accorsi con stupore che avevo il mento conficcato nel petto. A questo proposito bisogna sottolineare che Kafka è il padrone del cane, che insegue la talpa. Quel cane gli appartiene. Per la talpa terrorizzata che pur di salvarsi cerca un buco in quel duro selciato, Kafka invece non esiste affatto. L'animale teme soltanto il cane, i suoi sensi non percepiscono altro, ma lui, Kafka, che stando dritto domina la scena dall'alto, inoltre possiede il cane che mai per lui potrà essere una minaccia, ride all'inizio dei vani e disperati movimenti della talpa. Quest'ultima non sospetta neppure che potrebbe rivolgersi a lui per avere aiuto, non ha imparato a supplicare, non sa fare altro che mettere quei suoi gridolini. Essi e non altro commuovono alla fine il Dio, poiché qui è Kafka il Dio, l'essere supremo, il potere più alto, e in questo caso il Dio è addirittura presente. Psss, psss, grida la talpa, e in virtù del suo grido lui che sta a guardare si trasforma in talpa e senza dover temere il cane che è il suo schiavo sente che cosa vuol dire essere talpa. L'inaspettato grido della talpa non è l'unico veicolo della sua metamorfosi in ciò che è piccolo. L'altro sono i poveri piedini rossi, tesi come mani a implorare pietà. Nel frammento di Kafka dell'agosto 1914, Ricordo della ferrovia di Calda, troviamo un analogo tentativo di avvicinarsi a un topo morente per il tramite della sua manina. Per i topi che talvolta attaccavano le vettovaglie bastava il mio lungo coltello. Nel primo periodo, quando ancora osservavo ogni cosa con curiosità, mi capitò una volta di infilzarne uno e di alzarlo contro il muro all'altezza dei miei occhi. È possibile osservare bene gli animali di piccole dimensioni solo tenendoli davanti a sé all'altezza degli occhi. Se invece ci si china e li si guarda per terra, si ottiene di essi un'immagine falsa e incompleta. Ciò che in questi topi colpiva di più erano le unghie. Grandi e un po' concave, ma lo stesso ben appuntite alla fine, erano veramente fatte apposta per scavare. Il topo che tenevo davanti a me contro il muro nell'ultimo spasimo, quasi contro la sua viva natura, allungò le unghie di scatto, così assomigliavano a una manina che si protrende verso qualcuno. Gli animali di piccole dimensioni dobbiamo tenerli all'altezza degli occhi per riuscire a vederli bene. È come se, sollevandoli alla nostra altezza, ci equiparassimo a loro. Se con un atto di degnazione ci chiniamo verso il suolo, otteniamo di essi un'immagine falsa e incompleta. Quando Kafka parla di sollevare i piccoli animali all'altezza degli occhi, pensiamo anche alla sua propensione a ingrandire queste creature. Ciò accade per l'insetto della metamorfosi e per l'essere tipo talpa del racconto La Tana. Poiché l'animale ci viene incontro e si ingrandisce, la metamorfosi in ciò che è piccolo diventa più facilmente osservabile, più plausibile, più credibile.
Joseph Roth, Le vittime del grande ventre cittadino, scene dal mattatoio di St. Mark's. Copre una superficie di ben 59.000 metri quadrati il mattatoio di St. Mark's, il cruento Wallstatt, il campo dell'onore cinto da prati rivieraschi e chiuso al mondo esterno, su cui cadono buoi e vitelli sacrificati allo stomaco dell'uomo. Alle 5 del mattino qui va in scena, per così dire, una morte animata, mentre la strada che conduce al mattatoio ferve di vita. Il mercato del bestiame rintrona di muggiti dalla gola possente di una creatura votata alla morte e rompe di quando in quando un grido improvviso, breve e sordo. Dal tram scendono solerti macellai con un camice tanto innocente quanto ingannevole e il coltello che penzola dal fianco. Il mattatoio consta di 5 grandi macelli suddivisi a loro volta in settori più piccoli e per lo più dotati di montacarichi, di comode celle frigorifere che sembrano enormi casseforti di porte di ferro a griglia fitta e di stalle sotterranee o a livello del suolo, dove le docili pecore stanno umili e sottomesse davanti alle greppie, legate da pesanti catene al proprio destino. Alle stalle, anticamere del loro al di là, gli animali arrivano oltrepassando una larga porta a 2 battenti. Avanzano torpidi, senza opporre resistenza. Il presentimento della morte vicina ne offusca le fronti bianche ed ampie, dà al trotto la cadenza lenta e grave del funerale, lungo una strada larga e un po' in salita il calvario degli animali accompagnati dai loro guardiani che non hanno più bisogno di ricorrere alla forza. Non è bene macellare le bestie subito dopo il mercato e fintanto che sono in preda all'eccitazione. Nella stalla si tranquillizzano, triturando con le larghe mascelle il loro penultimo e ultimo pasto. Le stalle sono grandi e suddivise da trammezzi in spazi più piccoli, una misura precauzionale che facilita l'isolamento dei capi malati. Le sotterranee, umide e prive di luce, le cosiddette catacombe, vengono ancora parzialmente utilizzate in attesa che siano pronte le nuove costruzioni. Questi scantinati sono spaventosi, medievali, ricordano le segrete in cui i condannati a morte dovevano trascorrere i loro ultimi giorni. Nelle stalle trovano posto 2300 bovini. Verso la macellazione. Dalle stalle il cammino della morte conduce la bestia al metaforico banco della macellazione. In realtà non c'è nessun banco. Nel grande capannone ci sono soltanto dei pali a cui vengono legati gli animali. Dalle finestre che si aprono lassù, a un'altezza irraggiungibile, l'ultima luce di un mondo crudele penetra con parsimonia e mestizia. C'è odore di sangue rappreso. Qui, da 80 anni, scorre sangue per il benessere dell'umanità. Giorno dopo giorno, a partire dalle 6 del mattino, su un pavimento di pietre indifferenti, lisce, un po' gibbose al centro, e ogni giorno corre acqua fredda, purificatrice su queste pietre, che dopo il lavacro tornano linde, estranee, come nuove. In alto, un soffitto a volta dietro le cui pietre Dio, invisibile e sordo, si nasconde. I macelli in funzione. In questi capannoni possono essere giornalmente abbattuti 1400 capi a blocchi di 350 per volta. I grossisti fanno macellare qui il loro bestiame, servendosi di macellatori a cottimo, membri e garzoni del relativo consorzio, gente esperta che maneggia il coltello con destrezza. I piccoli macellai lavorano con personale proprio. I giorni più caldi sono quelli dei grandi mercati, il lunedì e il venerdì. Nei 140 box il sangue scorre in continuazione. Nei 140 box gli animali inermi si piegano sulle ginocchia, storditi dalla mazzata in piena fronte. Da altrettante gole colpite di netto scaturisce lo zampillo rosso della vita.
L'aria del mattatoio rende docili e proni quei vigorosi, magnifici animali. Un sommesso monito del pietoso angelo della morte, un lieve tocco e la vittima rinuncia al vano tentativo e non oppone più resistenza. Dimena leggermente la coda nervosa a mo' di estremo saluto al mondo che scompare. Lo sguardo mansueto sfiora appena gli uomini, va oltre i corpi e le pareti, verso lontananze vagamente intuite. Ancora una volta i morbidi peli si rizzano, un piccolo brivido corre lungo la colonna vertebrale, ma gli occhi rimangono aperti e trasognati, la palpebra non conosce sussulti, l'animale sembra non vederlo affatto, il braccio levato a sferrare il colpo di grazia, sta solitario, in mezzo ai suoi compagni di morte e ai carnefici, non più di questo mondo, già pronto per l'eternità. Il colpo vigoroso su un punto ben preciso del cervello uccide clemente ogni sensazione prima che cali lo squartatoio e l'animale, tornato semicosciente dopo l'immediato dolore, apra di nuovo gli occhi per l'ultima volta. È uno dei pochi momenti in cui la potenza della morte umanizza ogni animale. Poi, eccoli, appesi l'uno accanto all'altro, quei corpi nei quali la mano del macellatore rovista per estrarre visceri e sozzura terrena. Corpi belli puliti, con la teste pacifiche, il cervello morto, i nervi spenti. Venivano da lontano, dalla Romania, dall'Ungheria, dalla Jugoslavia. Solo pochi erano nati nel paese dove sono morti. Avevano alle spalle molti giorni di viaggio, giorni trascorsi in vagoni angusti e bui, nei quali, spaventati da quello strano rumor di ferraglie, strusciavano i loro corpi caldi l'uno contro l'altro. Lunghi percorsi fatti secondo l'imperscrutabile disegno di una forza superiore, per poi lasciare la vita al traguardo come un tempo le compagnie di soldati in marcia. Arrivano infine nelle pulitissime 233 celle frigorifere dove, grazie a un motore elettrico da 158 cavalli, viene prodotto il ghiaccio. Qui non si immagazzinano le parti facilmente deperibili. In queste celle, che si estendono su una superficie di 1540 metri quadrati, si presta grande attenzione a non suscitare disgusto. Il sangue finisce all'istituto Fattinger, che lo lavora ricavandone sostanze chimiche da ogni genere. Il concime, caricato su vagoni merci, viene venduto a prezzi vantaggiosi. L'uomo sa sfruttare a meraviglia gli animali. Quanti debbano essergliene sacrificati sulla terra lo si può immaginare se si considera che nel mattatoio di St. Mark's solo fra gennaio e fine giugno sono stati macellati 64.400 manzi e 11.518 vitelli, senza contare pecore, agnelli, capre, capretti e cavalli. Nel laboratorio, dove mi conduce il dottor Moser, il gentile direttore del mattatoio, conigli e lepri vivono in condizioni idilliache. Anche a queste cavie non è dato godere di una vita tranquilla. Il dottor Hennenberg preleva loro il sangue per ricavarne il siero, grazie al quale si può testare la composizione delle salsicce. I manzi li si uccide, i conigli li si lascia vivere e l'uomo, signore macellante della creazione, rimane senso e scopo di ogni vita animale. Prima di farvi sentire l'ultimo brano, una ninna nanna di Ilse Weber, compositrice, musicista, educatrice, morta in campo di concentramento nel 1944, vi racconto anche i brani che sono stati eseguiti dall'inizio. Di Pietro Tonolo, Amigdala, un compositore jazzista che ha scritto questo pezzo per me nel 2016. Poi vi ho eseguito di Philip Glass il preludio da una serenata per flauto solo del 1969. Di Messiaen vi ho fatto sentire le cadenze di un brano per flauto e pianoforte, il Merlo Nero, che vuole essere una precisa trascrizione. Messiaen era anche un grande ornitologo di questo canto del Merlo Nero. Di Igor Stravinsky, dai tre pezzi, l'ultimo brano, che risale al 1919. Il brano che ho fatto poco fa è del compositore minimalista Michael Nyman, lo Yamamoto Perpetuo numero 11, e adesso di Ilse Weber, la Ninna Nanna.
Volevo adesso però leggervi un'ultima frase dopo questo pezzo straordinario che ha fatto Cecilia, anzi che ha creato Cecilia, perché l'ha interpretato. Volevo leggervi, per conferma di quello che abbiamo letto, una frase di Primo Levi. Se moriremo in silenzio, come vogliono i nostri nemici, il mondo non saprà di che cosa l'uomo è stato capace, di che cosa è tuttora capace. Ecco, prima di dare la parola a voi, ringraziandovi per la pazienza di questa lunga lettura, spero che si sia compreso solo un piccolo senso, poi è una lettura, una interpretazione. Questi autori precedono tutti la Shoah, tranne Canetti che naturalmente commenta Kafka e quindi non si addentra in problemi di tipo storico, ma cerca di capire l'opera del grande scrittore. Ma quello che hanno immaginato è quasi la premessa di ciò che in modo peggiore è stato possibile creare poi nello sterminio, come macchina, come industria della morte. Io dico solo questo, Karl Kraus non era né animalista né comunista, ma quando ha scoperto questa lettera la proponeva sempre, la portava con sé e la leggeva nelle sue conferenze. Giuseppe Goisis, quando ha scoperto questo libretto, lo donava sempre, l'ho saputo solo ieri dalla moglie, Monica, perché lui aveva questa grande generosità nel regalare, vi ho detto prima, ma in particolare a volte si appassionava a certi testi. Questo piccolo libretto lo trovava bello, elegante, come dire, regalabile facilmente, e ne aveva sempre una scorta, per cui anche per lui evidentemente significava qualche cosa, aveva un senso che andava oltre, perché appunto nemmeno lui si limitava nell'ambito comunista o animalista o voleva rimanere confinato appunto a una riflessione di tipo letterario. Quindi per noi questa lettura è stata, come dire, la proposta di una riflessione forse difficile, ma che certamente riesce ad essere la premessa della grande tragedia che è stata dopo. A voi la parola, grazie. Questo, se volete intervenire, qui vi sentono tutti. No, non questo, quello che vogliamo. Allora, siccome Daniele domina, allora, se volete intervenire dicendo quello che pensate, perché probabilmente, come immaginavo, non tutti ce la fanno arrivare fino alla fine, anche perché è abbastanza difficile seguire. Ecco, naturalmente. Chi c'è? Ah, venite qua, c'è la chicca, cosa vuoi dire? La chicca vuol dire questo, che Bene, intanto grazie mille per questa cosa che avete organizzato, perché se non ci pensavate voi, io penso che altri sicuramente non solo non ci hanno pensato, ma ci hanno anche provocato, nel senso che il nostro sindaco, cos'è che ha fatto? Il giorno 27, il giorno della memoria, apre il Carnevale di Venezia. Vergogna, e io sono profondamente indignata. Allora, se avete... c'è qualcuno... Piero è fuggito. Non vuoi dire niente? Rompi. Ecco, c'è Roberto... Buonasera. Roberto Carlone, già presentato. Sì, sono Roberto Carlon, sono un homo faber, cioè faccio l'artigiano, però mi è successo appunto di incappare in questa tematica che interessa a tutti, la tematica della pace ovviamente. Mi è successo un po' accidentalmente, nel senso che avevo conosciuto tempo addietro
un signore a Città del Messico, un signore italiano, fiorentino, che vive a Città del Messico da parecchi anni, forse una ventina. Lui ha 55 anni adesso. Allora, questo signore, che è un docente di diritti umani, ha avuto il coraggio, in una città come quella, appunto, che possiamo immaginare tutti, in cui la violenza col narcotraffico, con una periferia urbana spaventosamente violenta, lui ha avuto il coraggio di fondare la Alta Escuela para la Construcción de Paz. Cosa vuol dire? Vuol dire la alta scuola per la costruzione della pace. Allora la cosa mi ha incuriosito al punto che, dopo aver colloquiato con lui brevemente, quando è scoppiato il Covid, mi è venuto in mente che lui probabilmente faceva le sue lezioni online. E così mi sono messo in ascolto. Effettivamente questa era la cosa che lui praticava in quel momento. Mi sono messo in ascolto e ogni tanto gli mandavo qualche osservazione che lui commentava. E finita appunto il periodo del lockdown, mi ha telefonato Paolo Pagliai e abbiamo avuto una lunga conversazione sul tema della pace. E appunto per quanto riguarda la proposta che ne è venuta, era una proposta epistolare. Ci siamo scambiati delle lettere in seguito a quella telefonata e ce ne siamo scambiate molte. Alla fine è uscito un libro che è stato pubblicato l'anno scorso a Pasqua, che si intitola Alla ricerca della pace perduta. Ovviamente ci sono tante riflessioni e tante se ne possono aggiungere. A un certo momento abbiamo deciso di chiudere appunto questo scambio di lettere per concretizzare qualcosa, ma avremmo potuto continuare sicuramente. Questo è un tema assolutamente infinito, in quanto infinita è la guerra quotidiana che facciamo tutti i giorni. Questa è la grande questione poi, no? E quindi appunto non avrà fine la riflessione su questa tematica finché in concreto non finirà appunto questo clima di odio poi che si sviluppa ovviamente nella quotidianità di ognuno di noi poi, perché la violenza è così diffusa ovviamente che tocca tutti gli aspetti della nostra vita, anche del nostro vivere che chiamiamo civile, in realtà non lo è poi così tanto. Quindi centralissimo è il tema della conflittualità umana, ovviamente. Adesso io non mi voglio dilungare oltre, voglio però offrire solo qualche spunto di riflessione per chi è interessato a questo libro. Si trova dall'editore, che è Sensibili alle Foglie. Ecco, posso anche precisare che è la casa editrice fondata da Renato Curcio. Chi è Renato Curcio? Probabilmente lo sapete un po' tutti. Renato Curcio è stato appunto un esponente delle Brigate Rosse che a suo tempo si è fatto promotore di quella violenza che spesso... Un momento tagliare perché poi devono... chiudo subito. Renato Curcio appunto si è fatto promotore di quella violenza che voleva contrastare la violenza che è nella società per imporre una società migliore. Ahimè, si è reso conto di aver sbagliato, perché questa è poi la questione, che la violenza non si può contrastare con la violenza. Questa è la mia tesi, ma semplicemente mettendo in atto delle relazioni buone, qualitative. Ecco, questa è la fine. La violenza non si può contrastare con la violenza. C'è qualcun altro che vuole intervenire? L'importante è che abbiate con forza d'animo e anche di fisica seguito fino alla fine. Vi ringrazio molto, molto, grazie, molto. Volevo ringraziare tutti e soprattutto darvi un consiglio, se posso: educare i figli, e a questo punto anche i nipoti,
alla tolleranza massima e soprattutto che non facciano parte della maggioranza silenziosa, perché ho paura che il giorno della memoria di domani sarà la storia di oggi, ricordiamocelo, e quando tacciamo siamo tutti colpevoli, tutti complici. Buonasera a tutti. Grazie.